L'addio di Sappada al Veneto ha riaperto vecchie ferite mai rimarginate tra i comuni di confine della nostra regione, anche se sull'altopiano di Asiago l'ipotesi di una battaglia secessionista sembra ormai aver perso peso ed importanza. Diversamente da 10 anni fa, quando sono stati fatti questi referendum, abbiamo ottenuto delle risposte importanti da parte del governo, da parte della regione. Stiamo acquisendo i fondi dell'intesa di confine, quindi danno risposte assolutamente utili ai fini anche di garantire delle prospettive di sviluppo ad un territorio. Meglio dunque lottare per vedersi stanziare i fondi di confine, come sostenuto dal parlamentare 5 Stelle D'Incà, che ha chiesto al governo la proroga di quei fondi fino al 2021. Fondi che nel caso dell'altopiano dei 7 comuni hanno permesso di rilanciare l'offerta turistica, con impianti di risalita, nuove buche del campo da golf o ciclabili, solo per fare un esempio. Pensare oggi come oggi di rinunciare a questa realtà per poter accedere ad un Trentino Alto Adige quando sappiamo benissimo che il Trentino non ci vuole è veramente un grande errore sotto il profilo politico. Nelle prossime ore Rigoni incontrerà il ministro Del Rio per rivendicare i diritti della montagna vicentina, ben lontana dall'autonomia concessa oggi al bellunese. Pensiamo alla Valdastico Nord, vi sono delle compensazioni che devono aspettare anche all'altopiano di Asiago e questo è il motivo per cui incontreremo questo ministro discutendo di quelle che sono le prospettive di questo fondo dei comuni di confine e chiedendo a gran voce che sia rifinanziato e che possa continuare a dare risposte a dei territori che hanno bisogno di importanti risorse per potersi sviluppare.